La paura che si diffonda il coronavirus in una struttura in cui sono rinchiusi 268 detenuti sui 159 previsti. La sospensione dei colloqui coi familiari all'interno dei penitenziari, sempre per prevenire il contagio, sostituita con videochiamate e telefonate. Come è accaduto altrove in Italia, la rivolta alla fine è scoppiata anche all'interno del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Da fuori si è sentito prima alcuni detenuti battere le gamelle, i recipienti per il cibo, sulle inferriate alle finestre, come peraltro era già accaduto recentemente. Questa volta però, poco dopo, si sono iniziate a vedere anche delle fiamme. Forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno circondato l'edificio e blindata tutta l'area. La vicinissima Piazzale Roma è stata temporaneamente chiusa alla circolazione. Attorno, sulle prime, un po' di confusione tra esercenti e passanti che vedono solo tante forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza ed esercito. Per precauzione, in diversi abbassano la saracinesca. In fretta e furia vengono tirati dentro i tavolini di un bar nei paraggi. Il sindaco di Brugnaro, di passaggio, si ferma a monitorare la situazione. Le strade, peraltro, sono semideserte a causa dei provvedimenti di contenimento del coronavirus. Un elicottero sorvola l'area. Arrivano anche i vigili del fuoco e vengono attivati gli idranti. La rivolta riguarda i detenuti di un padiglione ed è circoscritta. Diversi i danni subiti dal carcere, ma nessuno risulta evaso. I controlli erano stati potenziati anche lungo il Ponte della Libertà, ma già attorno alle 16, circa 2 ore dopo lo scoppio della rivolta, la situazione si andava gradualmente normalizzando.